Buongiorno, buongiorno, buon sabato 30 maggio, buon inizio weekend. Siamo felici di aprire questo nuovo appuntamento con Io Compro Siciliano Live. Benvenuti, bentrovati, siamo felici di aprire questo appuntamento oggi. Sarà un'altra grande bella giornata da condividere insieme a voi. Inizieremo con la rubrica Chiedimi pure, oggi a cura di Davide Morici, uno dei tre ideatori di Io Compro Siciliano, insieme a Giuseppe Giorgianni e a Francesco Caravello, e poi avremo degli ospiti eccezionali. Partiremo da un grande imprenditore, un manager, lui è amministratore delegato della GESAP Aeroporto di Palermo, e poi continueremo, quindi parleremo di turismo, d'accoglienza, di consigli alle aziende, ma ancora parleremo di arte, cultura con due grandissimi artisti, conosciuti in teatro, conosciuti in TV, nel grande schermo. Abbiamo con noi eccezionalmente oggi Maurizio Bologna e Sergio Vespertino, e parleremo con loro di teatro, di cinema naturalmente, ma anche del nuovo periodo che affronteremo, quindi di questa ripartenza. Noi iniziamo sempre allo stesso modo ed è grazie 230.642 volte grazie. Grazie sempre, continuiamo a crescere insieme ogni giorno. Proprio ieri il nostro meraviglioso gruppo ha toccato i 230.000. 230.000, come dico io sempre, non membri, ma amici. Amici che fanno parte di questa meravigliosa realtà che Io Compro Siciliano. Ormai da più di un mese continuiamo a vivere quotidianamente questi sviluppi, questi progetti. Sapete, sono davvero tante, ormai sono tantissime le aziende, abbiamo superato 5.000 aziende registrate all'interno del nostro form che troverete sulla nostra pagina in alto, ed è una scheda di presentazione che serve proprio per registrare le vostre aziende, affinché la vostra azienda, la vostra realtà imprenditoriale sia inserita all'interno di questo grandissimo database, che permetterà, così come abbiamo sempre detto, di mettere in comunicazione domanda e offerta, produttori e consumatori. In questo modo andremo dritti verso i tre progetti forti, importanti di Io Compro Siciliano. Sapete, essere quella della realizzazione di questo grande, più grande marketplace delle eccellenze siciliane, con appunto questa grande forza legata al Made in Sicily. E poi parleremo anche di turismo, ma oggi lo facciamo proprio con Davide Morici. In queste giornate ci sono stati veramente incontri incredibili, incontri che hanno lasciato fortemente il segno, perché noi sempre diciamo è importante far rete. È importante che Io Compro Siciliano, e questo ripeto è avvenuto, ne abbiamo tanti di esempi, abbiamo avuto fra i canali proprio di collegamento, con i quali tra l'altro si sta instaurando un rapporto di scambio, proprio per mettere insieme quelle che sono, noi parliamo sempre di sinergia, affinché possa meglio passare quello che è questo lifestyle, questo new lifestyle, questo nuovo stile di vita, che è proprio quello legato a Io Compro Siciliano. Abbiamo avuto con noi Irina Petrenko dell'Enit di Mosca, abbiamo parlato e stiamo proprio stipulando una carta con il Milan Urban, questo progetto che include 130 paesi nel mondo, con oltre 460 milioni di abitanti che vengono coinvolti in questo progetto, che ha lo scopo principale proprio della biodiversità, dei prodotti a chilometro zero, niente spreco, quindi l'attenzione ai territori. Ed ancora proprio ieri questo appuntamento con il responsabile di Slow Food Sicilia, con anche la sponsorizzazione, la promozione di manifestazioni che si svolgono all'interno della nostra meravigliosa terra siciliana.
Io a questo punto chiamerei con noi per la rubrica Chiedimi pure Davide Morici. Davide Morici adesso entra in diretta. Buongiorno, buongiorno, Buongiorno. buongiorno a tutti. Buongiorno. Beh, io in maniera molto sintetica ho parlato di quelli che sono, di quella che è l'importanza, voi lo dite sempre, Davide Morici, Giuseppe Giorgianni, Francesco Caravello, si parla sempre di questa rete e devo dire tanto state facendo proprio per tessere questi rapporti affinché il peso di Io Compro Siciliano diventi, così come voi sempre dite, un lifestyle. Oggi naturalmente parleremo prevalentemente di turismo, lo faremo parlando un po' del portale, di quella che è questa card sotto forma di app e lo facciamo proprio con Davide Morici. Assolutamente, mi piace iniziare, cara Katiuska, perché tu sei per noi, ormai sei il volto, uno dei tanti volti, ma il volto anche ufficiale di Io Compro Siciliano e di questo te ne diamo atto anche perché sei una grande professionista, ma mi piace anche iniziare dal fatto che spesso ci alterniamo le figure di Francesco Caravello, Giuseppe Giorgianni, la mia, e ci alterniamo ad accompagnare e nelle rubriche o in appuntamenti particolari i nostri ospiti. Ed è anche un modo per ringraziare i siciliani e per fare rete. Io parlo sempre, chi mi conosce lo sa, perché il turismo per me è assolutamente un argomento che ho trattato e che gestisco nelle mie attività anche da altri punti di vista, anche a livello associazionistico, e parlo sempre di quello che è la recensione, il valore di una recensione che non è altro il rispetto. E quindi lo dico perché ieri ero presente, oggi sono presente di nuovo, magari domani sicuramente non ci sarò, però a noi piace metterci la faccia e metterla insieme ai nostri ospiti, che ringraziamo. Detto questo, sì, il progetto Io Compro Siciliano sta sempre più crescendo e nei numeri e parallelamente nei progetti. Tu hai menzionato alcuni dei progetti e delle partnership che stiamo portando avanti, che sono esclusive. Sicuramente oltre al marketplace, che è un po' il corpo centrale, il più grande marketplace delle eccellenze siciliane, che è realmente un capolavoro, lo dico oggettivamente, e ci viene detto che da chi già ha avuto modo di poterlo toccare, perché siamo in attesa di aprirlo, ci sarà un lancio proprio ufficiale. Ci sarà anche il portale del turismo, siost.it, che è un portale che abbraccia non soltanto il booking, inteso come prenotazione, ma abbraccia e abbraccerà tutto ciò che sono le esperienze da abbinare a una prenotazione, perché per noi la prenotazione è sinonimo di esperienza. Io prenoto in un luogo perché guardo le foto, quindi ritorniamo al significato, al senso di qualità dell'accoglienza, di qualità della presentazione, e da questo punto di vista crediamo nella formazione, e in primis io stesso l'ho promossa, specialmente ai fini di strutture extraalberghiere, ma guardiamo quindi la qualità, ma quella qualità è tutto sinonimo e rappresenta l'esperienza, che è l'esperienza del turista che viene in Sicilia. Quindi attraverso quella prenotazione c'è già una fidelizzazione, io mi fido della struttura che prenoto, e quindi mi fido anche un po' del consiglio o dei servizi del garante di questa struttura, che in primis siamo noi, il siost.it, che è il portale che promuoverà la struttura e l'esperienza, abbinato a quella che è la card dei servizi per il turista che era già pronta a gennaio, poi il coronavirus ci ha bloccato. Oggi ha un significato importante perché è un'app che chiunque potrà scaricare, chiunque vorrà fare il turista, che sia straniero o che sia locale, e vorrà accedere a tante di quelle convenzioni. Ci sono inserite più di 300 attrazioni, varie iniziative sotto forma di esperienze Museali sempre. anche, Sì, percorsi museali. percorsi museali, anche esperienze legate proprio ai tour turistici, che coinvolgeranno e coinvolgono tante di quelle realtà anche che abbiamo avuto l'onore di ospitare nei nostri live. Quindi diciamo che il turismo per noi è assolutamente legato all'idea di qualità anche del Made in Sicily. È tutto Made in Sicily.
per assurdo, ma non lo è. Il nostro modo di essere siciliani è già un'identità, qualità e provenienza che viene riconosciuta, che solo in Sicilia puoi trovare. Il siciliano è vero che se la porta anche dietro quando va fuori, ma questo fa E parte poi, tutto di io compro siciliano. e poi devo dire questo messaggio che stai proprio dicendo in questo momento è stato percepito veramente dappertutto. Poco più di un mese siamo a oltre 230.000 presenze e proprio l'altro giorno mi è piaciuto iniziare anche il nostro appuntamento di mattina perché ho letto un articolo eccezionale in cui Sì. Alviero Martini è innamoratissimo della Sicilia e quindi parlava proprio di quanto lui non veda l'ora di tornare in Sicilia, anzi addirittura dava anche dei consigli, ma la cosa eccezionale proprio leggevo, arrivato a un certo punto lui dice alla giornalista ho sentito da Milano parlare di una cosa eccezionale ed è questo gruppo di Io Compro Siciliano che sponsorizza il Made in Sicily in maniera così forte. Questo, beh, devo dire che anche oltre a quelle che sono state veramente, anzi in questo devo fare complimenti a voi, perché la stampa ha tanto parlato. Siete stati ospiti veramente ovunque, sui telegiornali, la stampa ha scritto, i blog, addirittura a Uno Mattina c'è stata proprio questa notizia su Io Compro Siciliano. Beh, devo dire grande soddisfazione, veramente grande soddisfazione. Adesso a Grazie a questo punto tutti. sì, allora a questo punto io farei così, leggerei velocemente per dare il saluto ai nostri amici che ci stanno seguendo e facciamo entrare il nostro primo ospite. Allora, il buongiorno è da Elisabetta Abate. Buongiorno, buon sabato, buon weekend. Amalia Lopinto, buongiorno Katiuska, salutiamo gli amici, buongiorno. Francesco Caravello, beh, Francesco Caravello, così come detto, è l'ideatore insieme a Davide Morici e a Giuseppe Giorgiani, appunto di Io Compro Siciliano. Ricordiamo che questo pomeriggio alle 18, come tutti i pomeriggi, abbiamo aperitivo social. Quindi continuiamo a vedere le facce delle nostre aziende, dei nostri consumatori, insomma dei nostri ospiti, consigli. Quindi mi raccomando questo appuntamento e domani ricordiamoci che la rubrica Chiedimi pure in Io Compro Siciliano Live, la mattina alle 12, Francesco Caravello sarà proprio con me. Quindi ciao Ciccio! Vicky Lords, you are important for Sicilian Promotion Production. Spero che la pronuncia sia corretta, comunque grazie. Vicky Lords, lei vive tra Londra e Palermo ed è una grande appassionata della nostra terra. Grazie Vicky. Ancora Elisabetta Abate, tutto questo che ha detto il signor Morici è vero, quindi complimenti. Il faraone Palermo scrive, ecco qua i bravissimi e simpatici portavoce della nostra bellissima e orgogliosa realtà Io Compro Siciliano, Katiuska e Davide. Buongiorno e un abbraccio grande a voi. Non dimenticate Ciccio Caravello, sia mai Ciccio e Giuseppe Giorgiani. Beh, Davide Morici, io in questa prima parte adesso vorrei chiamare il nostro ospite. Mi piacerebbe dire una cosa, noi non sempre la diciamo, però è importante sapere che i tre ideatori, Davide Morici, Giuseppe Giorgiani e Francesco Caravello, sono tre imprenditori, tre uomini, abbiamo detto, che hanno portato il loro anche bagaglio professionale e di esperienze all'interno di Io Compro Siciliano. Davide Morici, e infatti in questa prima parte parleremo anche di turismo, d'accoglienza, è anche presidente Confartigianato Turismo e Spettacolo Sicilia, quindi oggi affronteremo insieme al nostro prossimo ospite proprio temi molto importanti. Signori, siamo felici di avere con noi per questo sabato 30 maggio. Lui è ingegnere gestionale, imprenditore manager con esperienze internazionali, amministratore delegato GESAP Aeroporto di Palermo. Abbiamo con noi l'ingegner Giovanni Scalia. Ecco qui, stiamo per entrare in diretta. Buongiorno ingegnere, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Benvenuto, benvenuto. Beh, ingegner Giovanni Scalia, a me piacerebbe come prima domanda... Mi puoi richiamare anche Giovanni come fai di solito.
Grazie, grazie. Allora, io proprio allora, visto che c'è stata questa battuta, Giovanni, mi piacerebbe dire una cosa molto bella e poi entriamo invece nell'aspetto professionale. Giovanni Scalia, oltre ad essere un grandissimo imprenditore, lui adesso ci parlerà appunto della sua esperienza internazionale ed oltre a essere appunto amministratore delegato GESAP, la società appunto che gestisce l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, è un uomo veramente, lui è giovane, mi sembra, possiamo dirlo, 41 anni, quindi veramente un giovane uomo dalla grande esperienza. La cosa bellissima di Giovanni, come vedete e come avete appena visto, è un uomo anche lui del fare, smart, di grande capacità gestionali, immediato, e questo lo avete visto e quindi Giovanni io ti ringrazio per questa tua prima battuta. Grazie. Allora, tu Giovanni sei un grandissimo imprenditore, tu hai veramente, ti sei formato, hai fatto tantissime esperienze, oltre ad avere una grande realtà imprenditoriale. Io ora vorrei che appunto tu lo comunicassi a chi ci sta seguendo. Tu hai fatto tantissime esperienze nel mondo e questo bagaglio l'hai portato non solo all'interno della tua azienda, ma l'hai portato in Sicilia come grande valore. Vogliamo partire proprio da questo? Sì, diciamo che io sono uno dei pochi fortunati che è riuscito a ritornare, nel senso che fino al 2010 ero il classico espatriato, nel senso che dopo aver studiato a Palermo mi ero trasferito a Roma, dove lavoravo in una società di consulenza con progetti internazionali, avevo lavorato in vari paesi, Inghilterra, Turchia, insomma giravo un pochino. A fine 2010 mi chiama mio cugino e mi dice: senti, c'era già un'azienda di famiglia da svariati anni, diciamo con dei negozi di pelletteria, dico, chi è di Palermo sicuramente la conoscerà, mi chiama, mi aiuti nella valutazione per prendere un punto vendita. Io vengo, gli faccio i calcoli sul punto vendita di Via Libertà e dico: senti Piero, non solo è un bell'affare, ma io scendo a Palermo e ci mettiamo in società. No, ma sei cretino? Dico: tu sei? No, non ti preoccupare, sono sicuro. Scendo a Palermo e inizio, ovviamente scende e arriva la crisi, la prima crisi, no? Quella del 2010, quindi nel momento giusto. Esatto. E ci mettiamo in società, diciamo in questa società di negozi di pelletteria inizialmente. I nostri negozi che sono a Palermo e ad Agrigento sono soprattutto sul professionale, The Bridge, P-Quadro, valigeria e quant'altro. E quindi diciamo iniziamo un po' a sviluppare questa attività. Nel percorso però l'attività si è un poco trasformata, che poi dico, io di pelletteria non ero un grande esperto, quindi dovevo cercare anche di dare un valore aggiunto, no? E quindi nel 2013-14 iniziamo con l'idea dell'online. Era già quasi tardi, perché già 2013-14 già la curva dell'online era abbastanza sviluppata. Sviluppiamo questo online inizialmente con risultati molto modesti, poi ci mettiamo dentro un bel po' di competenze e diventa oggi veramente un business interessante, perché noi oggi abbiamo un online, un sito che ha 3.000 visitatori al giorno, il che vuol dire 1 milione di persone ogni anno entrano nel nostro sito. Abbiamo spedito in più di 100 paesi, c'è Guinea, Nuova Zelanda, posti assurdi, Zambia, Cile, India, non so come mai, comprano in questo sito siciliano, diciamo, e spediamo prodotti per loro, più di 20.000 spedizioni all'anno. Quindi iniziamo questa, diciamo, ulteriore integrazione, che è una cosa molto bella perché da Palermo partono sostanzialmente pacchi per tutto il mondo. Poi pensiamo anche addirittura, diciamo proprio nello spirito di sviluppo della Sicilia, di integrare nel nostro sito scalagroup.com anche esperienze di altri colleghi. Quindi il nostro sito parte come un sito esclusivamente di pelletteria, valigeria, e poi oggi chi lo conosce, chi lo naviga, troverà dentro invece abbigliamento uomo, abbigliamento donna, occhiali da sole, costumi, gioielli, perché abbiamo coinvolto, ad oggi siamo una dozzina di colleghi tutti siciliani, sostanzialmente dandogli la possibilità di mettere a fattor comune questo 1 milione di visitatori annuali, quindi queste 3.000 persone che entrano, che così oltre a comprare i prodotti di Scala Group possono comprare anche i prodotti degli altri colleghi. Giovanni, io posso interromperti un attimo? Tu adesso hai detto delle cose molto importanti, e infatti vorrei fare una battuta con Davide Modici. Giovanni, grande imprenditore, ha chiaramente poi trovato la chiave, che è quella che noi spesso diciamo, no? Che è la chiave legata alla famosa rete.
no? Il fatto di coinvolgere altri imprenditori che quindi ancor più davano peso al progetto. Davide, è un po' la concezione di Io Compro Siciliano, giusto? Assolutamente, dico, al di là che è la concezione che ha sempre funzionato quando la rete, le cose funzionano quando la rete funziona. Se il Made in Sicily non ha funzionato tanto, anche se il segnale è forte, perché quando si dice Made in Sicily nel mondo si riconosce la qualità del Made in Sicily, ma non ha mai funzionato con numeri grossissimi, è perché la rete non ha funzionato tanto. Ci sono delle eccellenze come l'eccellenza Scalia, e questa realmente sono imprenditori eccellenti sia come storia, identità, sia anche nel progetto che loro hanno portato avanti, ma perché c'è una rete che funziona. E da là è partita la logica di Io Compro Siciliano, seppur partita come fenomeno social e come progetto che era comunque iniziato prima, ma la risposta è stata la rete dei siciliani, delle imprese che oggi stanno anche aderendo fattivamente e realmente al progetto Io Compro Siciliano, che non è soltanto il fenomeno social, ma si è totalmente trasformato in una realtà, nonché anche stile di vita. Quindi assolutamente la rete fa la differenza, fa la differenza. Giovanni, sì, e poi Katiuska, torniamo. è talmente vero e bello su cui noi ci abbiamo puntato che noi oggi addirittura diamo una mano, perché poi ognuno ha le sue competenze ovviamente, no? Ad altre aziende eccellenti del territorio, diamo una mano anche a sviluppare soluzioni digitali. Per esempio noi, l'esempio diciamo in cui vado più orgoglioso è Morettino, che tutti conosceranno, il caffè tipico siciliano, gli abbiamo dato una mano a sviluppare il loro sito di e-commerce ed è una cosa bellissima, perché sostanzialmente Certo, loro in questo modo il caffè siciliano riescono a esportarlo nel mondo, cioè hanno un certo. sacco di clienti esteri, per esempio, proprio affezionati alla Sicilia, ai sapori siciliani, che poi appena lo conoscono, riconoscono l'eccellenza del marchio stesso, e quindi è un concetto, cioè secondo me ognuno nella sua competenza deve aiutare gli altri, Globale, no? E questo globale, aiuta deve tantissimo. essere totale. Giovanni, io volevo chiederti proprio questa tua grande conoscenza, quello che poi dicevamo, ognuno porta con sé il proprio bagaglio legato agli studi, legato poi alle esperienze. Tu hai grandissima esperienza internazionale, sei proprio un manager e sicuramente questo tuo bagaglio lo porti anche all'interno di un altro ruolo importante istituzionale che è proprio tu sei amministratore delegato della GESAP, che è questa Sì. società appunto che gestisce l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Io con te volevo parlare perché chiaramente è un periodo particolare e quindi volevo sapere anche per dare informazioni per quelle che naturalmente sono come informazioni disponibili da dare a tutti coloro che stanno anche aspettando un po' di sapere un po' più di particolari su questa ripartenza. No, diciamo che all'aeroporto fino a pre-Covid ci stavamo veramente divertendo, nel senso che noi eravamo arrivati l'anno scorso a 7 milioni di passeggeri, 2 milioni di passeggeri esteri, il Consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio pochi giorni fa con 5 milioni di utile, uno sviluppo turistico veramente impressionante, avevamo avuto una crescita del 15% nel 2018, nel 2019 doppia rispetto al mercato, che dava il vero sintomo che Palermo era diventata una città attrattiva a livello internazionale e turistico e diciamo, la struttura aeroportuale stava facendo veramente un bel lavoro nei rapporti con le compagnie. Con il lockdown si è fermato tutto, noi per 2 o 3 mesi abbiamo aperto l'aeroporto per far arrivare voli umanitari, sono arrivati, se ricordate, i pazienti da Bergamo nei momenti critici, piuttosto che le mascherine e quant'altro, ora si sta ripartendo. Diciamo che nella situazione globale, che sicuramente non è facile, secondo me ci sono dei segnali di ottimismo. Cioè tutte le compagnie con cui noi lavoravamo riprenderanno le attività, perché è chiaro che in un momento di reset c'è il rischio che qualcosa cambi. E l'aspetto positivo è che ci stanno contattando pure compagnie nuove. Per fare un esempio, la prossima settimana inizia Air Dolomiti, che è una compagnia prestigiosissima del gruppo Lufthansa, che inizierà il collegamento con Firenze. Quindi la situazione è di lenta ripresa,
si stanno riattivando i vari collegamenti, ovviamente con frequenze minori, c'è una domanda un po' più piccola, però diciamo, secondo me noi continueremo ad aumentare la nostra fetta di mercato, ad essere più attrattivi come polo turistico. Poi è chiaro che il mercato in generale è un po' più piccolo. Ovviamente abbiamo Giovanni, anche adattato... No, mi volevo un attimino sempre riagganciare a Davide. Chiedo scusa se di tanto in tanto interrompo, però è No, ma fondamentale fai il tuo anche lavoro. per creare. Allora, Davide, diceva adesso Giovanni Scalia, fondamentalmente è importante poi creare, ha proprio utilizzato questo termine, creare attrattiva proprio per cercare di portare il turista, per cercare di creare questo momento di informazione e soprattutto cercare di spronare al massimo quello che è l'accoglienza di nuovi visitatori. Davide, tu sei anche presidente Confartigianato Turismo e Spettacolo Sicilia e ti dico quanto è importante, un po' lo chiedo veramente ad entrambi, quanto è importante la rete tra istituzioni anche, cioè nel senso Confartigianato, GESAP, strutture di ricezione, quanto questo ha valore, Davide? Assolutamente, ha avuto sempre valore, ma oggi ha un valore molto più importante, nel senso che le istituzioni devono dialogare tra di loro, devono creare rete affinché si crei quell'attrattiva, se proprio parliamo di turismo, affinché si creino delle proposte che abbracciano tutte le associazioni, anche associazioni di categoria. Noi abbiamo avuto varie associazioni di categoria con cui dialoghiamo anche nei nostri live. È venuto Nicola Farrugia di Federalberghi, ne sono venuti altri, insomma, noi dialoghiamo assolutamente con tutti e dobbiamo farlo. Al di là del progetto Io Compro Siciliano, intanto per una buona politica di una regione ci deve essere un dialogo e ci devono essere realmente delle attività che abbracciano tutte le associazioni di categoria e anche tutto quello che è la politica, non soltanto nelle volontà ma realmente nei fatti, creare anche delle proposte turistiche che abbracciano le varie associazioni, dove ognuno mette il proprio pezzetto, dove ognuno dà il proprio contributo affinché esca un'unica immagine forte della Sicilia come turismo e come attrattiva. Quindi sono convinto che la rete funziona assolutamente anche nelle istituzioni. Giovanni Scalia, proprio un'ultima battuta su quello che diceva adesso Davide e su quello che poi sono anche gli strumenti che le aziende, proprio in questa fase di aiuto globale che dobbiamo fare per tutti noi, no? Proprio per questa rete, per questa unione, affinché ci sia una ripresa economica. Io credo che intanto il primo tema sia che tutti devono puntare all'eccellenza, cioè se uno non punta a valorizzare le proprie eccellenze, capacità, diventa un poco complesso, no? A quel punto, siccome uno non può saper fare tutto, è fondamentale che ci sia la cooperazione, ma la cooperazione fra pari che si impegnano tutti allo stesso livello. Ho fatto l'esempio della mia azienda, delle collaborazioni che abbiamo, così come all'aeroporto è chiaro che questo sviluppo non dipende solamente dal fatto che noi dialoghiamo con le compagnie, ma dipende dal fatto che Palermo è diventata patrimonio dell'UNESCO e ha fatto capitale della cultura, che gli albergatori hanno alzato il livello della loro accoglienza, i ristoranti hanno alzato il livello della loro accoglienza. Quindi noi per esempio con gli operatori del turismo ci vediamo spesso, abbiamo un tavolo comune insieme al sindaco, quindi è fondamentale cooperare, ma è fondamentale farlo puntando tutti all'eccellenza. Se invece uno, diciamo, poi il cooperare si appoggia e basta, diventa, diciamo che il ponte cade, no? Quindi anche perché oggi il mercato è globalizzato, cioè non ci sono più molte chiacchiere, cioè o uno esporta le eccellenze che in realtà in Sicilia ce ne sono tante, perché alla fine è chiaro che se vengono tutti questi turisti, questo aumento impressionante degli arrivi, vuol dire che la Sicilia è bella e continua a venire. Se si iniziano a esportare i prodotti in modo sempre più importante, è un tema solo di come organizzarsi, ma alla fine le eccellenze ci sono e vanno valorizzate e vanno fatti cooperando con gli altri, in un'ottica professionale ovviamente.
Noi volevamo leggere questi messaggi che sono arrivati. Sicilia, vi scrive Pasquale Palazzolo. Sicilia, tu sei per noi tutti siciliani di buona volontà, la più bella del mondo, salute, amore e fortuna. Saluti da Calogero Pitruzzella. Chiara Seidita, in realtà noi abbiamo risposto proprio adesso a Chiara, perché dice buongiorno a tutti, conosco l'eccellenza dei negozi Scalia, leader come tanti leader come tanti artigiani eccellenti siciliani. Sono un'appassionata di Io Compro Siciliano, quanto può valere unire le energie tra progetti vincenti. Voi in realtà un po' avete risposto proprio poc'anzi, no? Quanto è importante proprio la sinergia. Nel nostro meraviglioso gruppo di Io Compro Siciliano ci sono anche siciliani e non siciliani che vivono in Italia, che vivono nel mondo, e noi ne abbiamo uno particolarmente affezionato che è John Blandi, che è un siciliano che vive a New York. Dice buongiorno Katiuska, sereno weekend a te, ai tuoi ospiti, viva Io Compro Siciliano. Grazie, grazie. Bene, noi adesso stiamo salutando il nostro ospite di oggi, perché abbiamo due grandi attori, Giovanni, abbiamo Sergio Vespertino e Maurizio Bologna che entreranno in questa seconda parte di Io Compro Siciliano Live. A proposito, mi hanno accompagnato nel lockdown per riprendermi ogni tanto. A proposito di eccellenze, stiamo parlando di eccellenze artistiche, perché sono due grandissimi attori, autori, registi, adesso li incontriamo. Io volevo ringraziare Giovanni Scalia è un grandissimo professionista, un grandissimo imprenditore, un grandissimo manager, un grandissimo uomo. Grazie per aver accettato questo invito. Ma noi, grazie Giovanni. Grazie, Giovanni Scalia, noi quando salutiamo i nostri ospiti è consuetudine fare così. Tu sei già vicino alla camera, quindi basterà poco per dire io compro siciliano, ci piace. Grazie. Ciao Giovanni, grazie. Aeroporto di Palermo, grazie a Giovanni Scalia, grazie per essere stato con noi. Bene, Davide Morici, noi siamo felici perché abbiamo iniziato in questa prima parte parlando di turismo, di territorio, di consigli legati anche a quelli che saranno i nuovi flussi, seppur vissuti con attenzione, legati appunto al turismo, ma noi parliamo di eccellenze e oggi parliamo di eccellenze artistiche. Loro sono attori, autori, registi, amici di tutti, rappresentano l'orgoglio siciliano. Abbiamo con noi Sergio Vespertino e Maurizio Bologna. Ecco qua, eccoli, li vedo. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Io compro siciliano. Ciao Katiuska, ciao Davide, ciao Sergio, ciao Maurizio. Ciao Maurizio, ciao Sergio, come state? Davide. Innanzitutto come state? Maurizio, Sergio, come stai? Ma fisicamente bene, e moralmente mi manca... Parlo io? Sì, Sergio, vai. parla Mi sentite? Mi sentite? Lentamente, ma ci sentiamo. Bene, moralmente mi manca il teatro. Non mi sentite? Proviamo casomai a ripristinare il collegamento. Sì. Allora, Sergio, chiudi tutto e proviamo a ripristinare. Allora, Maurizio, io a questo punto approfitto, grande Maurizio Bologna. Io vorrei dire una cosa importantissima per aprire questo appuntamento. Nel 2022 io festeggerò 30 anni del mio lavoro artistico, perché iniziai per la prima volta salì sul palcoscenico e correva l'anno 1992.
iniziai con uno spettacolo assolutamente non facile, perché era l'Hotel del Libero Scambio di Georges Feydeau, e in questo spettacolo io avevo poche battute, entravo però in scena spesso e incontrai un grandissimo maestro. Io per la prima volta in scena incontrai il grandioso Maurizio Bologna. Io ho iniziato... Tu hai sempre delle parole eccezionali. No, maestro no, non mi devi dire. Maestro no, Katia, per favore. Io lo Maestro sai, no. lo sai la stima che provo per te. Sì, questo lo so. 1992, bellissimo spettacolo. Ma tu come che... Cioè, tu hai detto 30 anni fa, ma non hai 32 anni tu? Sì, no, ne ho 50 quasi, e quindi beh sì, sono passati veramente tanti anni e sono tanto felice, Maurizio, perché mi hai consegnato veramente questo grande amore per il teatro e io te ne sarò sempre grata. Ma già eri pronta allora. Mi ha insegnato veramente tanto, e quello è stato poi, quando si dice, no, quando si semina bene, perché da allora poi cominciai ad amare follemente il palcoscenico, al punto che cominciò poi il mio percorso di studio, il teatro biondo, tanti spettacoli, Me tante ne esperienze, ricordo. però... È difficile, chi sale in palcoscenico poi alla fine veramente sono pochissimi quelli che riescono a lasciarlo. Io non ci riesco, tu non ci sei riuscita. Sergio non c'è, vero? Ecco, Sergio non dovrebbe più salire, ma non glielo dire perché lui poi si arrabbia. Però poi rivedrà la trasmissione. E vabbè, cancella questo passaggio. Senti, allora Maurizio, invece vorrei un attimino, tu sei un attore di teatro, di cinema, tanti anni, veramente tanti anni di esperienza. Sei anche un autore, ti abbiamo visto spesso con spettacoli che portano non solo testi tuoi, ma che portano anche la tua regia. Sicuramente fare l'attore è un lavoro molto bello, che si vive con passione, alle volte anche interpretando ruoli lontani da sé, ruoli difficili. Infatti poi mi sarebbe piaciuto anche con Sergio parlare di ruoli all'interno anche di film come La mafia uccide solo d'estate, no? Questi personaggi così forti e che penso nella fase di studio creino anche, no, qualche problema, no, durante l'interpretazione. Sì, secondo quello che alla fine poi chiede il regista, ovviamente ti lascia fare, deve anche prendere qualcosa di tuo. Io porto sempre un esempio: una volta ci fu durante un provino, proprio per uno di questi personaggi che poi, insomma, la sceneggiatura trattava sempre di mafia, e dovevo fare un provino su Vito Ciancimino. Ma sai quando tu non sai, ma come lo devo fare? Cioè, nel senso, il regista, lì ti giochi praticamente tutto in pochi minuti. E allora può scattare che al regista piace come glielo proponi tu, ma c'è anche un'altra cosa, un'altra situazione particolare: come farlo? E quando uscì La mafia uccide solo d'estate, che si doveva girare la prima serie, e quindi non avevamo capito noi che andavamo a fare i provini che tipo, se era ironico, se era fatto in maniera seria, se era comica. Quindi tu fai, io per dire, ma come lo devo interpretare questo Vito Ciancimino in questo provino? E io ti giuro, prima di entrare per fare il provino dietro la porta, ancora sì, avevo le battute a memoria, ma come interpretarlo non lo sapevo, lo dovevo fare ironico, serio. Insomma, mi ricordo che lui poi mi disse: Ribuoli, allora iniziamo le prime battute, e io il personaggio l'ho creato lì, al momento, il Vito Ciancimino della mafia uccide solo l'estate. Lui si alzò e mi disse: sei tu. Ma è stato un colpo di fortuna, perché ti giuro, io non avevo studiato di come poter interpretare questo personaggio. Sapevo chi era benissimo, sapevo le battute, ma non sapevo il concetto della fiction stesso,
che la revola come la voleva interpretare, che poi insomma era di Piff, quindi era una cosa particolarmente ironica, vista leggera su delle tematiche pesantissime e serie. Quindi fu un colpo di culo, cioè io ho iniziato a parlare, ho inventato il personaggio lì per lì e mi presero subito, tra l'altro fu il primo provino della mia vita che il regista mi prese seduta stante, perché di solito ti dicono sempre, lo sai qual è la frase, le faremo sapere, però devo dire che non è vero perché tu sei tanto bello. Adesso chi ti conosce lo sa, Maurizio invece studia tantissimo quando ci sono da affrontare personaggi, c'è una ricerca che viene fatta e quindi io ti conosco sì, quello bene. Sì, sempre, però l'unico provino fu proprio quello che andò a finire in quella maniera. C'è Sergio Vespertino che ha cambiato gestore di rete, vero Sergio? Vediamo. Con chi sei ora? Mi sentite? Mi sentite? Sì, ora sì. Due che tu sempre betta contrariosa, Maurizio. No, ti ho detto siccome non ti sentivamo, hai cambiato gestore o no? Sei sempre con lo stesso? Ti bloccasti. Ti sei bloccato. Devi cambiare gestore, Sergio. Che prima ti ha svergognato, Niente, lo abbiamo riperso. Tu attaccare. Allora, tu devi cambiare barbiere. Tu devi cambiare. No, ancora non ce l'ho, Sergio. No, tu ce l'hai. No, vero, non ce l'ho per ora. Io c'è. Allora, signori, io felice sono qui in questa trasmissione. Può citare certa gente. Bene, che un va bene. Sergio, fai una cosa, mettiti in balcone, Sergio. Con me tantissimi. Non mi sentite? Sergio, mettiti in balcone. La verità è che gli attori e gli artisti hanno bisogno del palco, mi avete perduto. del live. Niente. Fai una cosa, mettiti su per la seggia, dai. Mi avete perduto. Adesso ti sentiamo a tratti. Senti, secondo me il collegamento era perfetto, come dice Davide, se magari ti mettevi lì sul palcoscenico e iniziavi a recitare qualcosa, perché niente, l'abbiamo riperso. Sergio? Niente, riproviamo. Riproviamo. Riscriviti, Sergio. Riscriviti. Senti Mauri, invece volevo dirti, tu e Sergio avete vissuto tante belle esperienze artistiche insieme, no? Sicuramente questo... Sergio iniziamo già, insomma, eravamo ragazzini, io credo che ho conosciuto Sergio all'età di 14 anni, lui già aveva tipo 22-23 anni, lui è molto più grande di me, anche se non lo vuole detto, ma è così. Cioè, amato insomma, si è fatto lifting, cose, insomma, è tutto preparatino, cremine, tutte... Io ho vissuto con lui ultimamente 2 mesi e mezzo per girare un film, quindi lo conosco bene. Prima che lui esce non è che è normale, lui c'ha tutte creme, cose strane, guenti, e poi si propone al pubblico. E quindi abbiamo insomma un'amicizia, poi lo dici, adesso abbiamo un'amicizia veramente da una vita, poi ci siamo persi un attimino e ci siamo rincontrati poi nello stesso corridoio artistico. Maurizio, senti, l'ultimo film che avete fatto insieme è stato In Guerra per Amore. In Guerra per Amore, sì, In Guerra per Amore, poi abbiamo fatto un altro film insieme che ancora credo deve uscire nelle sale, però non recitavamo insieme, avevamo 2 ruoli totalmente diversi. Però come film canonico è la mafia In Guerra per Amore. Li abbiamo visto e devo dire eccezionali, veramente eccezionali. Questa coppia funziona, Questa coppia funziona, ci piace. È andata bene. Tu figurati che non neanche ci volevano. All'inizio non eravamo noi. Insomma, c'è stato tutto un excursus per poter chiudere questa coppia tra me e lui. Eccolo, e quindi sei è uscito il balcone. Scusami Maurizio, quindi sei in coppia con Sergio Vespertino. Sì, Sergio, coppia di Maurizio ci ha appena detto che siete coppia. Niente, nonostante sia su siamo congiunti, è diverso. E allora, Sergio, sei in balcone, però sei ancora a scatti. Sì, vai in terrazzo, sopra, vai sopra.
ci sono. Così Mettiti in terrazzo Meglio. direttamente, che piano sei? Dite. 10º, 11º? Sergio, Maurizio sta cercando di farti buttare giù, secondo me. Dai, dimmi che ce la fate, pronto? Sì, ti sentiamo, Dai, Sergio. ce la farai, Sergio, ce la farai. Mica sei Adesso sempre vediamo bloccato, sempre. Davide, dove stai? Che vengo qui e ce la facciamo insieme. Davide, Allora, guarda dove che stai? Che vengo a trovarti. continuando così noi riusciremo a Sergio Vespertino a fargli fare tutto quello che vogliamo, perché lui dovrà farsi perdonare di questi live sempre con problemi tecnici. Sarà il nostro fornitore di un'antenna parabolica. Allora, il scusate. problema è uno, scusate, lo devo dire. Sergio Mi ha senti? almeno Mi sentite? 8-9 anni che ha visto il cellulare e gli dico compratelo, cambia il cellulare, ogni 2-3 anni compralo e cambia il cellulare. Ido è ticchio, è tirato, io lo conosco. Lo fai vedere che marca è sul cellulare, che anno è, Sergio? È un Nokia 3210 con la telecamera attaccata. Esterna. Sergio, Dai, che mi sentite? Dai, mi sentite? adesso ti Mi sentiamo, sentite? dai, parla, dai. Mi Insomma. sentite? Vai, Sì, vai. sì, parla. Vai Sergio, Allora. Sì. Bologna è un cornuto. È un cornuto. Io sei un bastardo, Sergio. Ti ho detto sali in terrazzo, che con le corna che hai capti bene. Questo è arrivato? È arrivato Sergio, è arrivato, ma adesso 2. Buona. Catiusca buona. Ora comincia. Cariusca. Sergio, ti amiamo. Sergio ci prova, cura Davide che ora ci prova pure con te. Davide Hai visto? Ci prova è pure con un Davide. Sì, sì. È un poco. Davide ti ha detto che sei un Grazie, poco. grazie. Senti, Sì. Sergio, e com'è Maurizio? cornuto. Sei un Maurizio, fango. com'è Sergio? Allora, Maurizio, com'è Sergio? posso fare una richiesta? Sì. Maurizio Bologna e Sergio Vespertino saranno ospiti live al primo evento live che riusciremo ad organizzare. Però live la gente deve venire a piedi con la macchina, perché noi crediamo nella verità del live, non della tecnologia. No, verremo. Posso Prima leggere io, un poi quando me ne messaggio? vado. Posso leggere un messaggio che riguarda secondo me anche Sergio e Maurizio? Parlo io. Stefania Parla tu, Caccao Cati. scrive: simpaticissimi ospiti eccellenti, due grandi artisti. Io compro siciliano, ha previsto anche il coinvolgimento loro? Perché non pensare ad una web series che promuove la Sicilia? Vespertino e Bologna protagonisti. E adesso come la mettiamo? Ma che di nuovo con Sergio, io e Sergio? Ci devo Io pensare. Ci penso. Non è che è facile combattere con Sergio. Ve lo dico io che ci sono stato anni, ma poi stare in cutti con lui, cioè giorno, pomeriggio, sera, notte, non è facile, ragazzi. Voi lo vedete così, Maurizio, sembra. Dichiarazione. Maurizio. Che bello che sei impedito, Sergio. Niente, lo perdiamo. Ho fatto la dichiarazione. Lo perdiamo. Allora, facciamo così. Diciamo dovranno fare i turisti. Esatto. Il mio prossimo collegamento. Vabbè, allora, ci vediamo con me. Il mio prossimo collegamento lo farò o da Davide o da Catiusca. Ok, ci piace. Ci piace. Comunque, Sergio accetta, perché l'importante è che è a scrocco. Ciao. Tutto quello che gli proponete è solo a scrocco. Sergio, non te ne andare, Sergio, aspetta. Tu comunque
avvicinati alla telecamera. Maurizio, grande Maurizio Sì, Bologna, grande Sergio Vespertino, grande Davide Morici. Questo è soltanto un arrivederci, perché rivogliamo Bologna e Vespertino insieme ospiti a Io Compro Siciliano Live. Vi ricordo l'appuntamento delle 14:30, oggi è sabato, abbiamo Io Compro Siciliano Chef, l'appuntamento delle 18 con Francesco Caravello. Noi ringraziamo questi due grandi, meravigliosi amici e artisti che sono Sergio Vespertino e Maurizio Bologna. Grazie a Davide Morici, come sempre. E soprattutto, scusate, chiudiamo sempre così. Io compro Sicilia nuovo. Non chiudete, una colletta per comprare il cellulare nuovo a Sergio. Dobbiamo comprare il cellulare a Sergio Vespertino. Sì, facciamo una colletta. Va bene. Grazie Sergio. Grazie Sergio e grazie Maurizio. Grazie. Ciao, grazie a voi, a presto. Vi vogliamo Ciao. bene, grazie. Viva la Sicilia, viva noi. Grazie. Ciao. Grazie.